Avvocato, le ultimissime per quanto riguarda questo benedetto fondo. Proprio Benedetto, siamo in una fase molto complessa perché stiamo inviando tantissime domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori gestito dalla Consap e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono tantissimi risparmiatori che solo adesso sono riusciti ad ottenere i documenti, quindi siamo veramente presi d'assalto. Ad oggi come consumatori attivi abbiamo totalizzato all'incirca 1000 domande inviate, che sono veramente un numero importante, però in realtà in rapporto al numero dei risparmiatori coinvolti in Friuli Venezia Giulia è un numero basso, perché parliamo di circa 16.000 risparmiatori coinvolti e dalla Consap ci dicono che sarebbero arrivate circa 3.000 domande dal Friuli Venezia Giulia. Senta, la domanda nasce spontanea, è soltanto un problema di linea internet oppure diciamo ce l'ha tutta la macchina burocratica? Allora, sicuramente è un problema burocratico perché la procedura è complessa ed è difficile soprattutto anche per chi non ha dimestichezza con i mezzi digitali, perché è tutta online la procedura, bisogna scannerizzare i documenti, caricarli, eccetera. Ulteriormente si è aggiunta anche Banca Intesa con i ritardi nella consegna della documentazione necessaria per poter presentare la domanda, e difatti ci sono tantissime persone che solo in questi giorni riescono ad entrare in possesso di quei documenti, e senza quei documenti non si può mandare una domanda che sia integrale. Oltre a questo si è aggiunto anche il Covid, che ha complicato le cose, perché insomma sia noi siamo rimasti chiusi che le banche hanno lavorato in regime assolutamente ridotto e le persone ovviamente non sono uscite di casa, quindi insomma complessità su complessità. Il 18 di giugno scade il termine per poter presentare le domande. Noi ci siamo in realtà opposti ad ulteriori rinvii, perché ulteriori rinvii potrebbero voler dire anche che queste risorse prima o poi possano essere messe su altre voci di spesa, visto anche il periodo che stiamo vivendo. Qualche associazione ha chiesto addirittura un rinvio a ottobre per la chiusura della procedura. Noi ci opponiamo fermamente a questo, perché a ottobre probabilmente ci saranno altri problemi qua in Italia da dover gestire e ci sarà bisogno di soldi, e non vorremmo che quei soldi li prendessero dalla dotazione del Fondo Indennizzo Risparmiatori, che ricordiamo ad oggi è di 1.575 milioni di euro, quindi potrebbero far gola a tanti.